oggi esiste il problema caldo in agricoltura, cambiamenti climatici sempre sotto attacco per quanto riguarda gli agricoltori, quando piove tanto i primi a essere tartassati sono gli agricoltori. Nel delta del Po e nel comprensorio del Brent è già crisi idrica. L'ultimo bollettino spiega che nei prossimi giorni è previsto un aumento della domanda di acqua per irrigare i terreni agricoli a causa delle alte temperature e del momento cruciale per la raccolta. Attualmente la portata del Po è inferiore a 440 metri cubi al secondo, un valore al di sotto della soglia critica. Alcuni consorzi di bonifica hanno inviato comunicazione ai propri consorziati dicendo che ci sarà la possibilità e la necessità di eliminare dei turni di irrigazione. Nel momento in cui non c'è acqua va in difficoltà un intero settore e quindi siamo molto preoccupati su questo. Cosa bisogna fare? Grossi investimenti, grandi invasi e dare la possibilità alle aziende agricole di avere l'acqua montana. A soffrire di più le coltivazioni che si avvicinano al momento del raccolto. Le colture che oggi sono più colpite sono quelle che vanno oggi in maturazione, quindi il nostro mais soprattutto, ma anche tutte le colture orticole, quindi un settore in difficoltà, oltre all'aspetto anche del benessere degli animali. Sono stati fatti grandi investimenti anche per il benessere degli animali, ma questo non basta per evitare i danni. C'è una riduzione della produzione del latte e anche della carne nel momento in cui c'è molto caldo per lo stress appunto che i bovini subiscono. Insomma, una nuova emergenza ormai dietro l'angolo, guardando anche le previsioni di caldo torrido per i prossimi giorni. Nel 2022 ci fu una situazione simile, superata con 30 milioni di danni.